Buonasera a tutti. Anche per questa puntata, Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Oggi parliamo delle Olimpiadi, o meglio dei Giochi Olimpici invernali. Torniamo indietro nel tempo, torniamo ai settimi Giochi Olimpici invernali che si svolsero nel 1956. Si tennero proprio a Cortina, fra il 26 gennaio e il 5 febbraio. Questa fu la prima manifestazione olimpica che si tenne in una città italiana. Era la terza volta che l'organizzazione di un evento olimpico veniva affidata dal CEO all'Italia, dopo i Giochi del 1908 che dovevano tenersi a Roma, ma questi invece si svolsero a Londra, perché un'eruzione del Vesuvio rese impossibile la manifestazione all'interno dell'area della capitale. La seconda occasione doveva essere nel 1944, sempre a Cortina, ma questi invece vennero annullati a causa del perdurare della Seconda Guerra Mondiale. Torniamo nel presente e dal 1956 ci spostiamo al 2026. Quest'anno gli atleti veneti che parteciperanno e che stanno partecipando alle Olimpiadi sono 15, su un totale di 196 atleti italiani che stanno gareggiando nelle varie discipline. Gli italiani comunque si stanno difendendo molto bene in queste Olimpiadi invernali e hanno riportato numerose vittorie finora. Ve ne cito qualcuna. Abbiamo Francesca Lollobrigida che nei 3000 metri del pattinaggio velocità è riuscita a portare a casa l'oro, stabilendo un nuovo record olimpico. Altro spettacolo è stato il team event del pattinaggio di figura, dove abbiamo visto prove di danza, prove di pattinaggio artistico maschile individuale e femminile individuale. L'Italia è riuscita qui a chiudere al terzo posto, preceduta dal Giappone al secondo posto e poi dagli USA, dall'America, al primo posto. Parlando invece di doppiette, nella discesa libera maschile l'Italia è riuscita a prendere rispettivamente il secondo e il terzo posto, portando a casa ben 2 medaglie. Un medagliere quindi che continuerà ad aggiornarsi anche nelle prossime giornate, ma intanto ci sta già regalando molte emozioni. Come ha detto ieri la coppia di pattinaggio artistico, non dobbiamo però dimenticarci che si tratta delle Olimpiadi, quindi un contesto dove abbiamo l'eccellenza artistica, l'eccellenza atletica a livello mondiale e gli atleti che sono stati selezionati per questo evento sono già di per sé eccezionali per ogni stato partecipante. E anche chi arriverà ultimo, quindi, nella sua disciplina, è comunque il meglio che abbiamo al mondo. Come sempre, ora io vi saluto, vi auguro un buon Veneto regione, oltre che un buon Veneto giornale e vi auguro una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk, io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in diretta su Caffè TV24 a parlare di temi di attualità. Caffè TV24 è raggiungibile attraverso il digitale terrestre al canale 112 per la Lombardia, 88 per il Friuli Venezia Giulia, 85 per il Veneto Orientale, per il resto della penisola 133 Freccia Su, Regione Veneto, Caffè TV24. Come abbiamo visto dal contenuto pre-trasmissione, oggi si parlerà di Olimpiadi, ma anche e soprattutto di Paralimpiadi. Vado a presentare i miei ospiti presenti in studio e partiamo da Fabio Casetto. Buonasera Matteo e ben ritrovati a tutti. Ruggero Vilnai del CIP, Comitato Italiano Paralimpico di Padova. Buonasera. Daniele Zotti, presidente del Calcio Veneto for Disabled. Buonasera. E Giorgio Siorini. Buonasera, buonasera a tutti.
Ecco, come sempre, prima di iniziare con le nostre tematiche, io passo la parola al mio collega giornalista Alessandro Biz, che fa una breve introduzione di questa puntata. Buonasera al pubblico di Attuali Talk, al conduttore Matteo Venturini e agli ospiti in studio. Siamo nel pieno delle Olimpiadi Milano-Cortina e al di là delle legittime opinioni, una cosa è sotto gli occhi di tutti. È uno spettacolo straordinario, un evento che sta portando l'Italia, il Veneto e le Dolomiti al centro dell'attenzione mondiale, con immagini, emozioni e storie che stanno facendo il giro del pianeta. Per il nostro territorio questo è un risultato enorme. Il binomio Milano-Cortina non è solo una scelta sportiva, ma una scelta strategica. La perla delle Dolomiti e l'intero arco dolomitico diventano protagonisti assoluti con una visibilità che nessuna campagna promozionale potrebbe mai garantire. Le ricadute sul turismo, in particolare su quello sportivo, sull'utilizzo degli impianti e sulle infrastrutture sono evidenti e soprattutto destinate a durare nel tempo. I grandi eventi funzionano così, non si esauriscono con la cerimonia di chiusura. Portano investimenti importanti che rimangono sul territorio, migliorando collegamenti, servizi, strutture e rappresentano un riconoscimento concreto del valore di Cortina e di un'area che potrà continuare a crescere anche dopo i giochi. In questo contesto si inserisce anche il tema delle Paralimpiadi. Negli ultimi anni il movimento paralimpico ha fatto passi giganteschi in termini di visibilità, dignità sportiva e riconoscimento pubblico. Oggi non è più un tema marginale, ma una parte integrante del racconto sportivo del paese. Si discute spesso del fatto che Olimpiadi e Paralimpiadi abbiano momenti distinti. È un dibattito legittimo e guardare a formule sempre più inclusive è giusto, ma va anche ricordato che lo sport paralimpico ha una propria identità e un proprio valore specifico, che meritano di essere valorizzati, non semplicemente assorbiti. Inclusione non significa cancellare le differenze, ma riconoscerle e trasformarle in ricchezza. Quando poi si parla di sostegno agli atleti è utile fare chiarezza. Né in Italia né in generale all'estero esiste uno stipendio automatico per gli atleti paralimpici solo per il fatto di partecipare ai giochi. Lo sport olimpico e paralimpico nella maggior parte dei paesi resta in larga parte dilettantistico. In Italia il supporto arriva attraverso premi legati ai risultati, attraverso le federazioni e per molti atleti tramite gruppi sportivi militari e delle forze dell'ordine che garantiscono un vero e proprio contratto di lavoro. All'estero la situazione è molto variegata, alcuni paesi prevedono premi più alti o più equilibrati, altri non riconoscono alcun compenso diretto. Parlare genericamente di stipendi all'estero rischia quindi di semplificare una realtà che è molto più complessa. Milano Cortina oggi è soprattutto una grande occasione. La vera sfida sarà trasformare questo entusiasmo, questa visibilità e questi investimenti in una eredità concreta e duratura per i territori, per lo sport e per il paese nel suo insieme. Buona trasmissione a tutti. Ed eccoci rientrati in studio, anche per fare l'ultimo saluto del nostro pubblico presente qui in studio. E passiamo ai nostri argomenti allora. Olimpiadi e Paralimpiadi, Milano-Cortina. Che cosa ci aspettiamo, Ruggero? Ci aspettiamo intanto di superare il numero delle medaglie di 4 anni fa, sia per le Olimpiadi che le Paralimpiadi, quindi 17 per le Olimpiadi, ma siamo a un buon punto, e 7 invece, solo 7 medaglie per le Paralimpiadi. Ecco, questo è il primo obiettivo, però ci aspettiamo molte altre cose, di avere sempre più persone che si avvicinano allo sport, soprattutto per quanto riguarda il mondo paralimpico, alla disabilità, che è difficile, soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni,
avvicinare persone con disabilità allo sport. Perché i 2500 atleti agonisti che abbiamo in Veneto, diciamo, sono stati più coraggiosi. Adesso bisogna sensibilizzare e convincere le persone con disabilità che hanno più titubanza. Ma poi ci aspettiamo anche a molte altre cose, ovviamente più che ci aspettiamo è già realtà che con le Olimpiadi e Paralimpiadi rimarrà nel territorio degli investimenti, impianti sportivi, e quindi insomma ben venga queste Olimpiadi e Paralimpiadi, perché oltre che in questi giorni ci stiamo divertendo davvero tanto e speriamo, ripeto, che questi giochi possono portare alle società, al mondo sportivo, ancora molti più atleti di quanti ne abbiamo adesso. Grazie Ruggero, tra l'altro tu sei tornato nostro ospite qualche mese fa, sei venuto qui da noi a parlare di associazionismo, che sono temi chiaramente molto affini con lo sport. Nello specifico appunto te sei stato per diversi anni presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Veneto, e però abbiamo anche ospite oggi Daniele Zotti, che è invece presidente del Calcio Veneto for Disabled, è un'associazione sportiva che sta riscuotendo in questi 11 anni, perché 11 anni di vita, gran successo sul campo con i ragazzi, con la sensibilità anche dei volontari. Io ho il piacere di farne parte come volontario, quindi passo anche la parola al nostro Davide. Daniele, scusami, perdonami. Grazie. Sì, grazie. Sì, come stavi dicendo tu, noi abbiamo un'associazione di una cinquantina di ragazzi con disabilità fisica, intellettiva e relazionale. Siamo partiti con pochissimi atleti 11 anni fa, adesso stiamo veramente ampliando e abbiamo continuamente richieste di nuovi tesserati. Questo ci fa molto piacere, come ci farebbe molto piacere avere ancora più tecnici per aiutare tutti questi ragazzi, per non dire di no a nessuno. Per quanto riguarda invece, purtroppo non è ancora uno sport paralimpico, il calcio disabili. Speriamo che una delle prossime edizioni di Paralimpiadi venga perlomeno come sport diciamo di dimostrativo per il momento, ok? Questo ci farebbe molto piacere. Vedremo in futuro cosa ci aspetta. Stiamo facendo già dei passi da gigante sia anche per le scuole, nella formazione, anche nel territorio. I media ci stanno dando una mano, anche se ci piacerebbe che facessero vedere non solo il calcio giocato dei normodotati, ma anche tutte le altre discipline anche olimpiche, voglio dire, di sport minori. Adesso stiamo a vedere anche il curling, che è uno sport minore, ma parlando di Paralimpiadi attualmente si conosce solo il nuoto e l'atletica per quanto riguarda. Ci piacerebbe che iniziasse a far vedere anche il calcio oppure altre discipline, tiro con l'arco, tiro a segno e quant'altro. Ma la strada è giusta e stiamo andando avanti nel verso giusto. E tra l'altro è storia recente che il calcio a 7 è passato di federazione, quindi sì, adesso è diventato FIGC e in teoria speriamo riesca ad arrivare anche a questo evento che si ripresenta ogni 4 anni. Giustamente, bravissimo Matteo, dal 1° gennaio siamo stati assorbiti dal CIP nazionale e abbiamo la federazione, si chiama Federazione Italiana Gioco Calcio di CPS. E speriamo bene, siamo veramente è di buon auspicio che faremo grandi cose in federazione. Giorgio? Matteo, cosa ci aspettiamo? Intanto devo dire che abbiamo un gruppo di atleti sia per quanto riguarda le Olimpiadi sia per quanto riguarda le Paralimpiadi eccezionale. Io sono fiducioso e credo che le prime giornate già ci stanno dando questo tipo di esito. Porteremo a casa molte medaglie e ci toglieremo molte soddisfazioni. È un gruppo, sono gruppi di talento, sono gruppi di atleti che possono veramente fare molto bene, li stiamo seguendo, tiferemo per loro. Questo evento sportivo è importantissimo per tutte le cose che abbiamo già detto, ma è importantissimo perché ospitarlo in Italia
vuol dire anche rilanciare la nostra nazione in tutti i contesti anche extra sportivi. Quindi ben vengano le Olimpiadi, ben vengano i risultati per le nostre nazionali e sono molto fiducioso che avremo molte soddisfazioni. Hai detto bene, tra l'altro, soprattutto qui in Veneto sono passati oltre 50 anni dall'ultima Olimpiade invernale. Quindi, Fabio, allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro? Ma guarda, io torno indietro a quell'11 gennaio del 2019 quando ci fu l'annuncio che Milano Cortina appunto si è aggiudicata queste Olimpiadi e mi ricordo che ho fatto un salto sulla sedia, ho detto che bello, ce l'abbiamo in casa. Poi vedendo via via come sono state organizzate, nel senso di la prima Olimpiade diffusa, ancora meglio perché penso a Livigno, penso a Bormio, penso a Anterselva, penso a tutte le zone dove si stanno svolgendo i giochi, come diceva anche chi mi ha preceduto, ma anche Biz in apertura, una straordinaria opportunità per questi territori per essere scoperti e per avere poi degli impianti che sono stati anche rifatti o che comunque insomma verranno rifatti, perché ci sono ancora delle opere che purtroppo non sono riuscite a essere pronte per le Olimpiadi, però diciamo a giochi finiti saranno pronte e quindi auspichiamo che sia una grossa ricaduta per il territorio, per il turismo. Lo dico da montanaro, chi mi conosce, parlo un po' sottovoce perché già la montagna sta subendo un overtourism sia estivo che invernale, quindi ben venga, però speriamo più un turismo sportivo visto questi straordinari impianti e queste opportunità che stanno dando questi giochi olimpici, quindi sì, mi aspetto ottime ricadute, mi aspetto, come diceva appunto sempre chi mi ha predeceduto, un risultato straordinario sia per quanto riguarda i nostri atleti delle Paralimpiadi e delle Olimpiadi, di raggiungere diciamo cifre a doppio zero, diciamo per entrambe, a doppia cifra scusate, per entrambi le categorie, insomma è fattibile, dai, insomma crediamoci, ecco. Quello che invece proprio spero fortemente è che la pista da bob, perché ero lì una settimana fa a Cortina e su altri luoghi olimpici, sia poi utilizzata, non faccia la fine appunto di quella di Torino o altre cose, perché è una pista bellissima sotto le tofane, una posizione straordinaria, e se per diciamo sfortuna o altri motivi dovesse rimanere una classica cattedrale sul deserto sotto le tofane mi dispiacerebbe molto da frequentatore della montagna. Il palazzetto dello sport di Cortina è stato appunto un piccolo revamping, a Milano ci sono delle strutture straordinarie, quindi dai, ben venga, ecco, quindi anche se è brutto da dirsi, però sono un po' critico per certe cose, dal 1,4 miliardi ai 6 miliardi che ci costano queste Olimpiadi, però diciamo speriamo che poi le ricadute. È stata anche una bellissima inaugurazione, al netto della telecronaca un po' dubbia, ma l'inaugurazione è stata straordinaria, ce l'hanno invidiata un po' tutti da tutte le parti del mondo, i commenti sono stati veramente positivi. Ecco, dai, ci sono tutti i numeri per fare numeri. Bene, il primo giro di domande è andato, io ripartirei con Daniele. Perché ancora una volta non si è fatta una cerimonia inaugurale congiunta tra atleti olimpionici e paralimpici? Bella domanda. Ci arriveremo forse un giorno, ci piacerebbe molto, credo ci sia ancora un po' di distanza tra le due cose. Vuol dire, ci piacerebbe che ci fossero anche degli eventi, oltre che la cerimonia di apertura, degli eventi di atletica, di nuoto, o quello che è praticamente, diciamo sia atleti paralimpici e olimpici. Siamo sulla buona strada, però per come la vedo io, adesso forse Ruggero è più esperto di me, la vedo ancora un po' lunga secondo me, però insomma siamo fiduciosi nel futuro. Ma secondo te, a parte appunto la cerimonia inaugurale, cosa altro si potrebbe inserire, diciamo, per rendere un po' tutto più omogeneo? Bisognerebbe dare più visibilità allo sport paralimpico, perché più si dà visibilità, più ci si avvicina al mondo, diciamo, della TV e quant'altro. In certe discipline, devo dire la verità, sono stati fatti molti passi avanti. Come dicevo prima, abbiamo bisogno veramente di una spinta. Per avere una spinta abbiamo bisogno di media e delle TV. Più se ne parla, più atleti si avvicinano al mondo paralimpico. Magari non tutti diventeranno dei super atleti, però voglio dire, perlomeno piuttosto di stare a casa davanti alla TV o col telefonino o coi videogiochi,
chi ha avuto un piccolo incidente nella vita oppure è stato sfortunato, non vedo perché non deve rivalersi sullo sport. Diciamo che anche questa è una rivincita, una forma di rivincita nello sport. Però speriamo bene, io dico sempre ai ragazzi che lo sport fa bene, 2 euro spesi nello sport sono 20 non spesi diciamo, nella sanità, perché chi fa sport è sempre un passo avanti rispetto agli altri. E per fortuna che Caffè TV24 un po' di spazio lo dà, insomma, anche anche e soprattutto allo sport paralimpico. Insomma, è più di una volta che ho il piacere di invitare persone che possono un po' raccontare questa realtà che in effetti non ha molto spazio. Ruggero. Beh, concordo un po' quanto ha detto Daniele, che forse i tempi non sono ancora maturi. Si parla molto dal punto di vista psicologico, così di unire, di fare il vero inserimento, inclusione, ma credo personalmente che l'inclusione, ecco, non sarebbe il fatto di gareggiare assieme, anche perché penso che il mondo paralimpico avrebbe meno visibilità, e poi a parte questo mettere insieme, credo che sia anche difficile mettere insieme queste due realtà, olimpici e paralimpici, soprattutto nelle quelle estive, che davvero gli atleti sono davvero tanti, 12.000 circa per le Olimpiadi, 5.000 per le Paralimpiadi. Ecco, mettere in un villaggio olimpico tutte queste persone non è cosa facile, ma poi non è solo tanto per il villaggio olimpico, per ospitare gli atleti, che credo sarebbe anche la cosa più facile, ma penso alle centinaia e migliaia e milioni di persone, turisti, che vengono a vedere questo grande evento, e quindi per ospitalità, anche perché si sta parlando in questi ultimi anni dei giochi diffusi, e lo sta realizzando per la prima volta direi proprio l'Italia, che siamo presenti in 4-5 sedi, Milano, Torino, Bormio, insomma in vari posti, e quindi con più villaggi olimpici, quindi proprio per questo motivo, anche se nelle Olimpiadi invernali, ecco, gli atleti sono molto meno, un quarto, ecco, degli atleti. Basta pensare che nelle Olimpiadi invernali gli atleti sono 3.600 solo nelle Paralimpiadi, quando che in quelle estive siamo sui 5.000 atleti. Quindi ecco, vedo difficile, ecco, di mettere insieme questi due eventi per questi motivi anche organizzativi, ma ribadisco che personalmente sono contrario anche per un altro motivo, perché la popolazione, insomma, la cultura, l'attenzione è ancora lontana, e credo che ci voglia ancora del tempo, ecco, per dare pari visibilità, pari attenzione Olimpiadi e Paralimpiadi, anche se abbiamo constatato nelle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi che, almeno per quanto riguarda la presenza negli stadi ma anche in televisione, siamo quasi alla pari, anzi in certi momenti, in certe giornate è superiore la visibilità delle Paralimpiadi che non quelle Olimpiadi. Quindi ecco, ci farebbe anche ben sperare sotto questo aspetto, ma credo che in realtà le TV, se facessimo assieme, darebbero più risalto alle Olimpiadi che alle Paralimpiadi, e questo ecco, bisogna valutarlo, perché mi dispiacerebbe che dovesse succedere questo, anche perché se succede questo
anziché di vedere una inclusione, vedremo una divisione e questo non lo vorrei. Grazie Ruggero. Fabio? Ma mi ha fatto molto riflettere l'intervento di Ruggero, ti ringrazio, perché ho colto alcuni spunti. Primo fra tutti, non siamo ancora pronti, cioè nel senso si parla pure di inclusione, eccetera, ma di fatto probabilmente, evidentemente non siamo ancora pronti ed è l'ennesima occasione persa questa di queste Olimpiadi diffuse, appunto abbiamo appena menzionato, per provarci. Poi è un mio punto di vista, per carità, ma possiamo anche condividerlo, il discorso di visibilità e il discorso di ritorno economico. Le televisioni sono delle aziende, devono vendere, fare dei profitti e purtroppo, ribadisco purtroppo, probabilmente lo sport paraolimpico, prendiamolo con le pinze, non ha lo stesso appeal, la stessa visibilità dello sport, brutto da dirsi, quello tradizionale, diciamo quello che viene prima a livello di calendario. Ecco, questo è un tasto dolente, però bisogna anche essere franchi e schietti e dal mio punto di vista dirlo. Altro da aggiungere? Sinceramente no, per me, sentendo un po' quello che è stato detto, facendo due ragionamenti, mi viene da dire questo, ecco, occasione persa, questioni commerciali, evidentemente commerciali, di appeal, e sicuramente anche proprio di visibilità, intesa come anche il numero di atleti e ritorno. Ma anche un'organizzazione che non è da cosa da poco, insomma, ospitare così tanti atleti e così tante tifoserie, turismi. Ma tutto questo intorno, quindi, gli staff. Bisognerebbe eccetera. continuare anche per le Olimpiadi e Paralimpiadi, come è stato fatto per quelle invernali, farle anche in quelle estive, Certo. che allora c'è più possibilità di ospitare. Pensate che a Cortina non c'era un albergo accessibile e grazie alle Paralimpiadi adesso sono a Siete conoscenza, adeguati, abbiamo constatato che quasi tutti gli alberghi hanno messo mano ai loro alberghi per l'accessibilità, e questo è un grande risultato, direi. Hai detto una cosa giusta, Ruggero, perché in effetti in molte località montane ci sono ancora, ma non solo montane, ma anche estive più in generale, diciamo, Turistiche. ci sono ancora molti hotel, molti alberghi che non hanno l'ascensore, banalmente, adesso diciamo la cosa più banale. Io stesso frequento un piccolo alberghetto a San Martino di Castrozza che non ha l'ascensore, quindi insomma. Giorgio? Ma guarda, io sono della stessa idea di Ruggero e anche di Biz, nel senso che non la vedo così negativa il fatto che ci sia questa, diciamo, chiamiamola separazione tra le due manifestazioni, non solo per quanto riguarda l'apertura, ma proprio la manifestazione in sé. C'è un discorso logistico sicuramente, che Ruggero ha detto bene, perché poi gli impianti sono gli stessi, dove si devono fare le gare, quindi c'è anche una difficoltà tecnica da mettere insieme tutti questi, ci sarebbe una difficoltà tecnica a mettere insieme tutti questi atleti per le strutture che ci sono per fare le gare. Ma anch'io avrei paura che se si arrivasse a farle assieme venissero oscurate dagli atleti di nome, di rango, io avrei questo timore qua. Preferisco da sportivo, da amante delle Paralimpiadi, vedermele in un secondo momento o in un primo momento al posto degli altri, ma separati, perché me le godo di più, perché mi guardo gli atleti, me li seguo, potrei essere distratto, lo dico sinceramente, magari se fossero insieme da atleti di rango che inevitabilmente portano via interesse nei confronti degli altri. Quindi io non la vedo così tanto negativa, anzi credo che sia meglio in questo sistema qua, per poi arrivare, come diceva Ruggero, forse quando saremo pronti, a una soluzione che sia migliore di adesso. Ma io in questo momento, sinceramente, lo dico da fruitore dello sport in TV, me le godo molto meglio così che non pensando di vedere
no? Una gara di discesa libera dove ci sono i mostri sacri, e poi quando hai visto quella, come diceva prima Fabio, hai le palpitazioni a 2000 e là te cambi canale per evitare di avere, no? Ecco, quindi sì, è io vero. non la vedo così negativa questa soluzione qua, e credo sia, al momento, sia la cosa migliore. Tra l'altro, io in effetti non a caso ho parlato di cerimonie di inaugurazione o comunque anche di chiusura, poi è vero che logisticamente potrebbe essere anche quella problematica, perché vuol dire radunare tutti gli atleti nello stesso momento e poi lasciarli in pausa per tot settimane, quindi insomma ci sono delle parti logistiche sicuramente eventualmente da sistemare. C'è anche un problema che nella parte paralimpica gli atleti hanno molte più categorie che non fa la parte olimpica, voglio dire, che sarebbe anche difficile da gestire. Da gestire, voglio dire. Sì, sì, appunto dal punto di vista logistico Sì, diventa sì, molto più impegnativo. difficile. Entriamo allora ancora più nel vivo della parte paralimpica. Rispetto appunto alle cose che avete già detto, come si potrebbe incrementare lo sport paralimpico? Parliamo più in generale, non tanto di Paralimpiadi, e ripartiamo da Ruggero. Beh, come incrementare, penso gli atleti, ecco, il numero, perché effettivamente possono sembrare tanti, ecco, gli atleti che fanno sport paralimpico, in realtà siamo scontenti perché potrebbero essere molti, molti di più. Diciamo che è poco meno del 2% delle persone con disabilità che fanno attività agonistica, poi c'è un'altra percentuale che fa attività motoria, che anche questo ovviamente è positivo, ma dal punto di vista agonistico, ecco, sono davvero poche. Dobbiamo impegnarci di più. Ecco, questi eventi sicuramente stimolano, aiutano, sensibilizzano, ecco, le persone ad avvicinarsi. Noi come Comitato Paralimpico facciamo di tutto e di più, però ecco, con scarsi risultati. Sì, c'è un aumento continuo, ma molto lento, che per arrivare a raddoppiare, ecco, parlo del Veneto, ma così come il Veneto è un po' tutta Italia, anche se il Veneto e la Lombardia sono le due regioni maggiormente attrezzate, maggiormente attive, e sono le due regioni che hanno più atleti, anche se, ecco, almeno in Veneto per le Paralimpiadi invernali non abbiamo molti atleti. Quest'anno non so neanche quanti siano, ma comunque 4 anni fa avevamo un solo atleta, per fortuna molto forte, René De Silvestro, che ha conquistato ben 2 medaglie su 7, quindi ecco, non è poco. Ma noi facciamo, dicevo, molto, facciamo degli open day, andiamo nelle scuole, dalle primarie alle università, facciamo convegni, dibattiti, facciamo centri estivi, insomma facciamo davvero tante cose, e anche gratuitamente per chi vuole provare, avvicinarsi allo sport. Facciamo degli avviamenti gratuiti proprio per stimolare di più, però ciò nonostante, insomma, abbiamo queste difficoltà. Dobbiamo lavorare per sensibilizzare, speriamo che oltre alle Paralimpiadi, questo grande evento che sicuramente partirà il 6 marzo, come si sa, 15 giorni dopo le Olimpiadi, sia per quelle invernali che per quelle estive, parte la Paralimpiade. E noi sappiamo che sia nelle Olimpiadi che nelle Paralimpiadi, finite questi grandi eventi, ci sono giovani che si avvicinano allo sport. Sono convinto che succederà anche questa volta, ma quello che mi piacerebbe che succedesse, che i media, la televisione in particolare, potessero continuare a seguire di più i sport minori anche dopo questi grandi eventi.
Giustissimo. Daniele? Come mai ha già detto Quasi perfettamente tutto. Ruggero. Io, come dice lui... Però già- magari, Daniele, ti chiedo questa cosa qua perché potrebbe essere molto interessante, visto che la nostra associazione si occupa di calcio, che è lo sport nazionale, magari personalizziamolo proprio per il calcio questa domanda per te. Beh, noi, come diceva Ruggero, cioè, io partirei dalla base, diciamo, fare degli incontri nelle scuole e portare, diciamo, delle testimonianze, fargli, perché anche stasera ci è arrivata una mamma con un atleta, un potenziale atleta, diceva: ma io non conoscevo che esistesse il calcio nel Veneto per disabili. Noi stiamo sempre cercando di fare promozione nelle scuole, nei vari sedi, quando ci invitano nelle varie manifestazioni e quant'altro, però evidentemente facciamo ancora troppo poco, voglio dire. E come diceva Ruggero, noi pubblicizziamo negli social, ma avremo bisogno di molto di più sostegno, come avremo bisogno di sostegno anche nella parte, perché tanti atleti vengono dagli ospedali. E se non sono gli ospedali, gli assistenti sociali oppure le neuropsichiatria infantile in questo caso o da altri enti che indirizzano l'atleta, diciamo il potenziale atleta alle varie discipline, io dico per me che riguarda il calcio, ma può essere anche qualsiasi altra disciplina, voglio dire nuoto, atletica, questi una volta fuori dall'ospedale non sanno dove andare. E questo noi abbiamo un riscontro, perché quando vengono di noi ci dicono: ah, ma noi sapevamo che c'eravate. E questo mi dispiace molto, perché chi come me è da 30 anni che è nel mondo paralimpico e cerchiamo sempre di dire: ragazzi, c'è sempre nuove opportunità da fare, datevi da fare, cioè conoscete qualcuno. Evidentemente non facciamo abbastanza. Spero veramente che, grazie anche a te Matteo, che ci dai la possibilità di parlarne, oppure alle istituzioni che vedono queste trasmissioni, dice: ah, ma io ho un ragazzino che potrebbe fare calcio, che potrebbe fare... Perché ci rendiamo conto che a volte mancano proprio le istituzioni che ci indirizzano questi poveri ragazzi. Poi volevo aggiungere una cosa, e questa è una gran fortuna, nel senso che finalmente anche in federazione hanno capito che uno spazio per la disabilità è fondamentale darlo. Nello specifico mi pare che ora sia un obbligo da parte delle società sportive professionistiche individuare una società del territorio in modo da rappresentare la città. Nel nostro caso, nel caso del Calcio Veneto for Disable, abbiamo la gran fortuna, io sono felice perché sono un gran tifoso del Calcio Padova, di rappresentare la maglia biancoscudata nel campionato regionale prima e poi speriamo anche nazionale. Come diceva Matteo, noi abbiamo la fortuna di essere affiliati al Calcio Padova e partecipiamo al campionato regionale, che poi speriamo nazionale, FIGC di CPS come Calcio Padova. Abbiamo due squadre, una di secondo e una di terzo livello, e facciamo, diciamo, delle partite ogni 15 giorni a Verona, o nel centro di Bottaggio di Verona o a San Giovanni Lupatoto. Sono 10 partite durante l'anno, che poi si faranno i playoff, e le fortunate, chi vincerà i playoff, andrà a fare le finali nazionali. L'anno scorso sono stati a Tirrenia, qualche anno fa a Coverciano, e diciamo, grazie anche al Calcio Padova ci dà la possibilità di indossare la maglia, i ragazzi sono veramente orgogliosi. E aggiungo l'ultimissima cosa: campioni nazionali 2 anni fa, con praticamente, diciamo, l'equivalente dello scudetto per il secondo livello. Noi con la nostra squadra del Calcio Veneto è risultata campione italiano anche per il campionato di Cerebrosi Fispes qui a dicembre. Siamo stati campioni italiani. Bene, un applauso direi. Anche per il grosso impegno, ma non solo per il Calcio Veneto, ci sono tante associazioni che si stanno spendendo molto bene sul territorio. Giorgio? Sì, guarda, mi ha tolto le parole di bocca, perché pur non essendo all'interno di questo, specificatamente all'interno di questo mondo, ma avendo collaborato in passato con associazioni di questo tipo, ho notato appunto che spesso queste associazioni devono brancolare nel buio, come si dice, no? Nel senso che si interessano ad entrare nelle scuole, fanno promozione nel miglior modo possibile, ma come possiamo, e lo aveva detto prima il nostro amico, come possiamo stanare
se vogliamo usare questo termine positivo, in maniera positiva, questi ragazzi disabili, come li facciamo a storia? Chi li conosce? Conosce l'amministrazione comunale, di dove abitano, li conosce i servizi sociali e li conosce l'ospedale, perché li ha in cura, perché li ha avuti in cura, perché... Ok, quindi come facciamo a far conoscere a questi ragazzi queste possibilità che hanno di rivedere la loro vita attraverso lo sport? Perché lo sport è, e tu lo sai Matteo quanto io ci tengo a questa cosa qua, lo sport è una strada maestra per la vita, forse una delle poche rimaste nella società attuale. Sì. Anzi, togliamo il forse. Per le persone disabili, per i ragazzi disabili lo è ancora di più, perché devono superare quello scoglio, immagino, psicologico, di rimettersi in pista, di superare la loro disabilità attraverso lo sport. Chi li può aiutare queste associazioni? I tre enti che ho citato prima. Allora, finché non c'è una progettualità comune che porti a conoscere come è successo a questa signora che è uscita dall'ospedale con suo figlio, è andata lì, io non sapevo neanche che esistavate, allora se non c'è una progettualità di questo tipo, anche l'accesso alla FIGC di cui si parlava prima, e io sono sempre molto scettico perché conosco la FIGC, ma mi auguro che non sia il caso anche questo potrebbe essere solo uno specchietto per le allodole. Quindi ci vuole una progettualità seria che dia manforte a queste associazioni che se no stanno lì a brancolare nel buio. Mi dispiace essere magari duro in questo senso, ma è così, è così. Bisogna aiutare questi ragazzi a far conoscere chi si sta adoperando nel territorio, nei territori, per dargli la possibilità di fare sport. Mi aggiungo anch'io, incrociamo le dita per la FIGC, perché Incrociamo le dita. quando c'è una novità bisogna poi effettivamente vedere se sarà una buona novità o un po' meno buona. Fabio? Sì, secondo me Giorgio ha tirato fuori un aspetto molto importante, che è quello appunto che bisogna conoscere, dove bisogna cercare di stanare, diciamo così, usiamo questo termine un po' forte, no? È un po' forte, ma era... Però è la realtà. Poi, secondo me, per stare alla domanda, appunto, ci sono prospettive future. Sì, ci sono prospettive, serve un cambio di passo, un cambio di rotta, chiamiamolo come vogliamo, anche perché probabilmente nelle scuole è un po' a macchia di leopardo, dipende poi dai professori, dai dirigenti scolastici, dipende da tanti fattori, dipende dalle risorse anche economiche, perché insomma purtroppo ormai tutto passa per i budget. Per me le prospettive, non so, volevo condividere anche con gli altri ospiti che sicuramente ne sanno più di me, bisogna un po' investire in tutto quello che è una educazione motoria, un'educazione, chiamiamola allo sport, un'educazione all'inclusione anche, mettiamoci dentro anche questo, perché appunto come diceva prima anche Giorgio, ho sentito prima che l'ha ribadito, sport e inclusione, quindi investire sullo sport, investire sull'educazione motoria, l'educazione alla salute, perché poi appunto sport è salute, ed è un binomio che va di pari passo. Chi è che diceva prima 2 euro, tu vero? Sì, 2 euro investiti, questa mi è rimasto 2 euro 2 euro investiti diciamo nello sport, sono 10 risparmiati ecco, nella questo sanità. mi ha colpito, ti ringrazio, perché mi ha colpito particolarmente, quindi proprio partendo anche da questo incipit che spero faccia riflettere chi ci sta seguendo, ecco, con una cifra, un investimento diciamo contenuto possiamo appunto auspicare di avere dei risultati molto maggiori, ecco, quindi sì. Ma guarda, io andrei anche a togliere, scusatemi, questa parola inclusione nello sport. Perché lo sport non ha bisogno di includere niente e nessuno. È un presupposto, lo dovrebbe sport essere lo devono intrinseco, fare sì. tutti, Sì. lo possono fare tutti, anche grazie soprattutto a queste associazioni che permettono a questi ragazzi di poter fare lo sport. Perché se anche nello sport, non è il caso tuo Fabio, ma in generale, usiamo sto politicamente corretto, queste parole ormai che sono entrate nella inclusione, unione, inclusione. Lo sport non ha bisogno di inclusione. È già, nella parola eccellenza sport, esatto. È il significato di sport inclusione, c'è già quella parola, hai ragione, è vero. Lo sport per eccellenza vuol dire già che tutti lo debbano fare. Quindi
concordo su quello che hai detto e dico spingiamo anche noi nel nostro piccolo, nelle nostre amministrazioni comunali dove siamo residenti, perché queste amministrazioni aiutino queste associazioni dando nominativi, dando materiale informativo ai ragazzi che loro conoscono di queste associazioni, in modo che questi ragazzi le possano leggere, studiare, provare, telefonare, a sapere che esistano, almeno sapere che esistano. Poi c'è lo scoglio da superare di questi ragazzi che li capisco, ci capisco. Cerco di immedesimarmi e qui c'è il lavoro dell'associazione che è da Però baciarsi le mani. l'educazione motoria accessibile e sostenibile penso che sia il È un primo motive, passo, certo. è il primo passo. Bravo. Bravo. Allora, a proposito, io adesso mi riaggancio proprio a quello che ha appena detto Giorgio, e cioè, e comunque che avete detto, avete più o meno accennato tutti, e riguarda le scuole, che appunto nelle scuole ci sono in generale grosse opportunità, opportunità legate allo sport. Adesso io ricordo quando ero ragazzino alle scuole medie, ho potuto provare l'atletica leggera, nel mio caso il lancio del peso, ho potuto provare il nuoto, ho potuto provare l'hockey su prato, ecco, che ho conosciuto attraverso un professore che non c'è più, purtroppo è mancato non molti anni fa, ed era inserito dentro al CUS Padova, e altrimenti non avrei mai conosciuto la disciplina. Stavo dicendo, ci sono prospettive future per quello che viene chiamato lo sport per tutti. Ecco, tra l'altro una frase che veniva utilizzata da un amico in comune, che purtroppo anche lui non c'è più, Luca Luchena, quindi passerei direttamente la parola a Daniele. Lo sport per tutti sì, che stavi dicendo, bisognerebbe che fosse per tutti, ma purtroppo non lo è per tutti, ancora per il momento. Stiamo cercando di portare avanti quello che aveva iniziato Luca 10 anni fa, quando abbiamo fondato l'associazione. Ci stiamo riuscendo in parte, ma molta strada, diciamo, abbiamo ancora da fare. Certo, cerchiamo di raschiare sempre il barile dove andiamo, noi voglio dire, cerchiamo sempre di trovare atleti, portare le nostre testimonianze e quant'altro. Però voglio dire, insomma, io vedo in fondo al tunnel una luce e abbiamo un obiettivo da raggiungere, e vedremo che piano piano, grazie ai volontari, grazie ai ragazzi che ci seguono, ai tecnici e agli allenatori, piano piano che ci mettono tanta passione e voglia, diciamo, in quello che fanno, perché non è solo l'allenamento con l'atleta, perché dopo si instaura un rapporto, specialmente i ragazzi che hanno disabilità intellettiva, va oltre l'aspetto tecnico, ci vuole proprio, diciamo, l'aspetto umano. Prima si va con l'aspetto umano e poi piano piano si insegna la tecnica, la cosa, le regole del calcio. Ecco, questo, diciamo, va oltre. Tu puoi formare qualsiasi allenatore, qualsiasi tecnico, ma se uno, oltre che essere bravo, non ha la passione e crede in quello che fa, non riusciamo a trovare i risultati, diciamo. Guarda, poi ne parleremo più avanti, a un certo punto nella trasmissione, della riforma dello sport, ma in effetti io ho un bellissimo ricordo dei tempi passati, quando appunto ho avuto il piacere e l'onore di fondare la mia polisportiva, ed effettivamente la parte empatica, psicologica, contatto umano, rapporto umano con gli atleti, noi all'epoca l'abbiamo messo in primo piano, cioè c'erano dei tecnici che non erano tecnici, ma erano più, diciamo, delle guide, okay? Degli spiriti guide. Poi per i ragazzi, ecco, noi non avevamo una sezione dedicata alla disabilità, però in un certo modo abbiamo fatto molto in un quartiere che era un po' difficile, ecco, quindi ospitando anche delle persone che poi adesso sono genitori, si sono sposati, eccetera, quindi la soddisfazione anche poi di vedere, ma all'epoca avevano 14-15 anni, magari difficoltà familiari, cose di questo tipo, che ripeto, parliamo di sport per tutti, non dobbiamo fare distinzioni, perché il rapporto umano, tutti hanno bisogno del rapporto umano. Quando si fa sport, sport va a braccetto con il rapporto umano. Ruggero. Secondo me lo sport lo possono fare tutti, lo sport è di tutti. Diciamo che purtroppo non tutti fanno sport, un po' perché non sono a conoscenza, un po' perché
non tutti hanno questa indole, questo piacere di fare sport, di fare attività motoria, ecco, non siamo tutti uguali. Però, ribadisco, oggi più di ieri, perché se parliamo, ecco, del Paralimpico, per esempio, sono circa 50 anni che la persona disabile può fare sport. Ecco, prima si poteva parlare che non tutti potevano fare sport. Oggi lo si può fare, è che non tutti sono a conoscenza, parliamo delle persone disabili, che c'è queste possibilità. Oggi davvero sono tante possibilità, perché nel mondo paralimpico si possono praticare più di 50 discipline, non è poco. Ecco, diciamo che manca, dobbiamo lavorare per incrementare, ci sono poche società che si dedicano allo sport paralimpico e quindi questo potrebbe essere un limite, cioè avere l'impianto sportivo, la società sportiva molto lontano da casa. Il problema trasporto a volte fa la differenza. Io conosco parecchi ragazzi disabili che fanno 100-120 chilometri per andarsi a allenare, da Belluno vengono a Padova, ecco, tanto per dire una distanza. E quindi dobbiamo lavorare su questo, ma dobbiamo lavorare anche sulla sensibilizzazione, come si diceva prima, perché strano ma vero, hanno dei pregiudizi, non tutti lo sanno che possono avere queste possibilità, perché se il problema fosse il trasporto, se il Comitato Paralimpico lo sapesse, potrebbe risolvere questo problema, perché il Comitato Paralimpico potrebbe, esempio, contattare l'amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore, dicendo: tu hai 2 atleti, un atleta che vorrebbero fare questo sport, devono fare 20 chilometri, puoi mettere a disposizione, ecco, il pulmino, che quasi tutti i comuni adesso hanno dei pulmini per fare dei servizi agli anziani, eccetera, puoi portare 2 volte alla settimana. Credo che la risposta sarebbe positiva. Ecco, certo, avevi accennato, Matteo, della riforma. La riforma non ha aiutato le piccole società. E poi lo vedremo, perché avremo proprio una domanda dedicata a questo. Ne parliamo. Sì. Ecco, e per riprendere il discorso, ecco, di avvicinare, ecco, persone, già è stato detto, gli ospedali, il comune, l'ULSS per esempio, che come è stato detto, chi fa sport poi si risparmia in salute, in costi per la prevenzione. Lo sport è la medicina, direi, la più importante, ecco, sotto questo aspetto. Qua non ci aiuta per esempio la privacy, cioè noi se l'ULSS potesse darci i nominativi, noi telefoneremo anche alla famiglia, perché soprattutto nella disabilità intellettiva bisognerebbe sensibilizzare la famiglia, certo, più che la persona, cioè più che la persona con disabilità, la famiglia. E come ci arrivi alla famiglia? Bisognerebbe avere, sì, è stato detto, anche l'amministrazione comunale dovrebbe avere, ecco, questo elenco, ma non è che te lo danno così facilmente. L'ULSS proprio no, abbiamo preso contatti molto spesso, insomma frequentemente, ma loro collaborano, ma l'elenco dei nomi non te lo danno. Ma poi c'è anche l'INPS per esempio, no? O l'ANMIL o l'INAIL, ma non ti danno l'elenco perché c'è la benedetta privacy. Questa legge che andrebbe secondo me davvero modificata, perché su queste cose che sarebbe utile invece, quando invece dovrebbe servire la privacy, qua io ricevo telefonate e non solo, tutti i giorni, non so come fanno ad avere il mio telefono, allora io mi chiedo dov'è questa privacy. Ecco, la applicano laddove invece sarebbe necessaria, utile
positiva a dare un elenco, perché insomma il Comitato Paralimpico è ben conosciuto, non è che quando telefoniamo a una famiglia andiamo a vendere scarpe oppure orologi, andiamo a proporre qualcosa di positivo, eppure questo viene bloccato, viene vietato. Allora, non me ne voglia il mio collega Simone di Caffè Sport, ma devo annunciare che il Padova ha vinto 1-0 contro la Cremonese. Noi siamo qui in diretta, è la prima... Grazie Matteo prima... per questa notizia. Meno male. Infatti la sentivo per radio venendo qui che stava vincendo, quindi confermi. Bene, sì. Fabio? Sport per tutti, ma direi che vado a ripercorrere, a ripetere quello che fondamentalmente, insiste su quello detto prima, ma su quello che anche appena Ruggero ha spiegato. Io credo che, come si è appena detto, lo sport dovrebbe essere intrinseco nella parola inclusione per tutti, salute, cioè è la parola sport stessa che contempla dentro tutto quanto. Semplicemente mi tocca ripetere, come dicevo, che bisogna investire di più per superare anche quello che ha appena detto Ruggero, si hanno le mani legate. Cioè, nonostante ci sia la volontà, e l'hai confermata a tutti, di promuovere, sponsorizzare, eccetera, ci si trova davanti degli ostacoli, la privacy, come hai detto, prima fra tutte, ma anche ostacoli burocratici di altra natura, che non sempre sono così facilmente raggirabili. Questo mi sento un po' di dire. Risolvendo questi ostacoli, superando questi ostacoli, probabilmente poi è tutto molto più facile, più in discesa e più percorribile. Quindi sì, sottoscrivo fondamentalmente le ultime parole, diciamo, l'incipit, no, di chi mi ha preceduto, ecco, quindi questo è quanto. Giorgio? Ma io mi ero già espresso abbondantemente prima in merito e rimango di questa idea qua. Sì, ci sono troppi comparti stagni tra le varie strutture che potrebbero agevolare questi ragazzi e soprattutto la conoscenza a questi ragazzi del mondo che li può aspettare fuori attraverso le associazioni. Quindi bisogna lavorare, secondo me, in questo senso. Il problema che ha detto Ruggero è un problema grosso, ma io credo che si potrebbe veramente trovare una soluzione, perché, come dicevi giustamente, come mi telefonano a casa a me quelli che vuoi vendermi il pignante, non vedo perché io, Comitato Paralimpico, non posso chiamare una persona per interessarlo e per informarlo che nella sua zona c'è A, B, C e D che propone X, Y e Anche A. perché c'è una bella differenza tra informazione e promozione, sono due cose completamente differenti. Poi, scusami, succede sempre, ma non lo sapevo. Sì, sempre quello che dicono. No, ma qui il problema in Italia è sempre stato così, in tutti gli ambienti, anche nel mio lavoro. Cioè, stagni, io sono il medico, io sono la scuola, io sono lo sport, io sono stagno. La mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Bravo, è vero. È così. Sono le vere barriere queste. Culturalmente noi italiani abbiamo questo limite. Sì, barriera culturale, sto parlando. Però dobbiamo superarlo, perché non solo per la disabilità e per lo sport, dobbiamo superarlo per tante altre cose. Bene, allora facciamo una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Eccoci in diretta, rientrati su Caffè TV24 e, come avevo anticipato, parliamo anche della riforma dello sport che ha portato, e questa è la mia domanda, più vantaggi o svantaggi? E ripartiamo da Ruggero. Non è facile una risposta, perché ha portato anche dei vantaggi, perché a livello alto di grandi società per lo sport
facevano di tutto e di più, quindi bisognava intervenire effettivamente a mettere delle regole. Però quello che è stato sbagliato che questa riforma non poteva trattare alla stessa maniera le grandi società con le piccole società, sono realtà completamente diverse. Questo è stato l'errore grosso che ha fatto questa riforma e questo governo, insomma, con questa riforma. Hanno anche fatto delle modifiche su pressione, ma piccole modifiche che invece andrebbero fatte ulteriore. È che è stato contattato il ministro e ha detto: guardate, abbiamo fatto dei cambiamenti, delle piccole modifiche, però basta, per il momento ci fermiamo, non c'è possibilità per il momento almeno di rivedere la riforma e fare 2 regolamenti per le grosse società e per le piccole società. E aggiungo una cosa, perché poi questa riforma ha incluso tutto il settore sportivo, ma non solo, anche quello associativo. E da una parte posso anche capire la scelta di includere le associazioni, perché in effetti è pieno zeppo di associazioni, molte sono inattive, eccetera, eccetera, quindi hanno spinto presidenti che magari sono lì da 20 anni e non stanno più facendo nulla a livello associativo a chiudere l'associazione, perché in effetti è inutile sul territorio. E questo però a domino è arrivato anche sulle società sportive, che hanno dovuto in un certo modo, se possibile, perché non sempre è stato possibile, unire le forze o chiudere per sempre. Molte associazioni sportive e società sportive oggi non esistono più, grazie o per colpa di, adesso bisogna capire, della riforma. Daniele. Matteo, questo è vero purtroppo, perché da una parte ha regolarizzato, diciamo, il mondo del lavoro sportivo tramite sport e salute, che sono tutti regolarizzati e quant'altro. Dall'altra ha messo veramente dei paletti, diciamo, sia a livello burocratico, che è molto difficile gestire una società sportiva, vuol dire, non è più come prima che chiamavi l'amico, mi vieni a dare una mano a fare volontariato, no. La persona che segue, specialmente, ma credo anche nei normodotati, deve esserci un tecnico formato, deve avere l'educatore, deve avere il safeguarding, deve avere il commercialista, deve avere tutta una serie di persone, diciamo, fisiche che stanno dentro un'associazione. Oltre a questo c'è che i costi sono raddoppiati. Io vedo nel mio piccolo, voglio dire, rispetto a prima, perché non riesci più a gestire i costi degli allenatori tecnici come facevi prima. È molto più difficile e Ruggero lo sa benissimo, voglio dire, come diceva prima, molte società non sono riuscite a ripartire, hanno chiuso, oppure si sono unite con altre società. O si sono adeguati al regolamento, abbiamo fatto dei corsi, sia io che anche i miei collaboratori. Dopo devi trovare anche il commercialista giusto, perché non tutti seguono questo settore, dicono Pochi. Noi, il commercialista che avevo prima mi ha detto: ah, ma io non sono più in grado di seguire questo tipo di riforma, devi cercarlo nelle tue conoscenze finché trovi quello giusto, e mi ha dovuto cambiare lo statuto, il regolamento e mettersi in regola. Adesso, per fortuna, per quanto riguarda la società, siamo giusti, voglio dire, a livello sia fiscale e quant'altro, però abbiamo fatto molta fatica, e credo che altre piccole associazioni non si sono ancora regolarizzate, perché è molto difficile, c'è molta burocrazia. Non ti invidio, carissimo, perché io sono stato presidente di una polisportiva e già erano molto difficili tutte le procedure. Oggi, da quel che sento, allora io comunque mi occupo di associazionismo, sono presidente di un'associazione non sportiva, ma in effetti Cambia poco. Esatto, cambia poco, se no magari ci sono le federazioni in mezzo, è un altro discorso, però anch'io sono iscritto a un ente di promozione, che tra l'altro è sportiva ma fa anche associazionismo, quindi seguo più o meno gli stessi iter. Giorgio, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu, visto che... Ma ne avevamo già parlato anche in altre trasmissioni di questa riforma, mi sa che c'era anche Ruggero quella volta. Sì, abbiamo parlato di associazioni nello specifico, ma parliamo di sport. Senza andare a nominare chi l'ha firmata questa proposta, questa riforma, come scherzavo l'altro giorno con Fabio sui social, che dicevo che questa persona che l'ha
che l'ha fatta, che la firma, che ha posto la firma su questa riforma, non si è mai messo un paio di scarpe da tennis e un paio di pantaloncini addosso. Quindi, ma in Italia questo è purtroppo è un'altra cosa, che per colpire uno ne colpiamo 100. Ruggero diceva bene, c'erano delle società sportive dilettantistiche, ma di alto livello, che ne facevano di cotte e di crude, ancora lo fanno Ruggero purtroppo, anche se c'è la riforma, Pensa. e per colpire quelle hanno colpito tutti, perché un'associazione sportiva di quartiere, di parrocchia, che ha un numero tot di atleti, no? Quindi non stiamo parlando di numeri, ha chiuso. Ci sono rioni, quartieri a Padova che hanno chiuso. Ci sono delle associazioni per lo sport di disabili che sono in grossa difficoltà. Quando Ruggero dice prima che i 2 ragazzi o 3 che partono da Belluno per venire a Padova a fare lo sport, ma perché partono da Belluno per venire? Solo perché lì non c'è nessuno? O forse c'era qualcuno che voleva fare qualcosa ed è stato stroncato da questa cosa? Perché bisogna dirle queste cose qua. Bisogna dirle, per tenere in piedi le vacche grasse di società sportive dilettantistiche, che sono dilettantistiche sullo statuto, con le cifre che girano, ok, solo sullo statuto sono dilettantistiche, hanno colpito le società più piccole, punto. Questa è la verità di questa riforma qua. È una riforma, secondo il mio modesto parere, da prendere, stracciare e rifare. Chiuso, non c'è da aggiustare. Ruggero ha detto, abbiamo chiesto e l'attuale governo ha aggiustato dove ha potuto. Io adesso non scendo nei particolari. Ha aggiustato dove ha potuto, ma questa è una riforma da prendere, stracciare e rifarla completamente. Magari facciamola rifare a qualcuno che è un po' più competente, magari così. Che ha messo le scarpe da ginnastica. Riusciamo, si è messo le scarpe da ginnastica. Ha partecipato a una gara ai giochi della gioventù una volta in vita sua, ai giochi della gioventù. Almeno, esatto. Facciamola rifare a qualcuno che è competente e vediamo di trovare delle strade alternative. Qua si sveglia una, faccio una battuta, la Fornero si sveglia la mattina, tac, no? Da domani. Quanti anni avevi tu da lavorare? 1 no, adesso ne lavori altri 5, da domani ne hai altri 5. Qua si sveglia un altro, fa una riforma dello sport, tac, e uccide le società sportive più piccole. Non va bene. Per colpirne uno, ne colpiamo... È successo questo. Ne colpiamo 100, lo stesso era per questo. le pensioni. Scusate, vado fuori tema, ma per colpirne 1000 ne abbiamo colpito milioni di persone. Non va bene. L'Italia in questo senso non va bene. Chiudiamo il cerco con Fabio. Guarda, brevemente perché premetto che della riforma non ne so quanto gli ospiti, quindi è inutile fare supercazzo. Però quello che ha detto Giorgio mi trova, o meglio porto la testimonianza in merito a ciò che ha detto Giorgio. Io sono presidente di una consulta di quartiere qui di Padova, di un quartiere anche molto importante dove ci sono molte associazioni che operano nel territorio. Come presidente di consulta ho questo mandato di gestire assieme allo staff della consulta e agli altri consultieri un bilancio partecipato di 35.000 euro all'anno da destinare ad associazioni sul territorio col metodo partecipato. Ho trovato una difficoltà immane nel trovare associazioni che svolgano sport. Da innamorato dello sport che sono, credendo molto nei valori dello sport e desiderando che nel quartiere che rappresento vengano fatte attività sportive, o meglio di conoscenza e promozione dello sport, di avvicinamento ancora più bello allo sport, certo. L'anno scorso abbiamo fatto un bando che davamo 2.500 euro, deserto, abbiamo rifatto lo stesso bando perché ci ho creduto, deserto di nuovo, ho preso in mano il telefono, ho chiamato quelle 2 associazioni che conoscevo, non sono arrivato al punteggio giusto. Poi ho capito, quando mi hanno nominato riforma dello sport, e vi ringrazio Matteo, ringrazio tutti che l'hanno menzionata, l'hanno messa come domanda, ho capito che evidentemente ci deve essere qualcosa a monte che non funziona. Questa sera è venuto fuori cosa c'è a monte, anzi vi ringrazio perché finalmente ho capito perché ho difficoltà nella mia attività, che di volontariato anche la mia, perché purtroppo
non è come si pensa che si vive di politica, l'attività che svolgo io è di volontariato prestato alla politica, però è vero, sto scoprendo adesso, grazie Qual è il quartiere, Fabio? Forcellini, Ah, Camin, zona industriale, Granze di Camin, insomma un quartiere abbastanza vasto come Sì. territorio, però Io però aggiungo un'altra piccola è provocazione. difficile. Bisogna saperli scrivere bene i bandi. Io aggiungo questa bella provocazione. Perché io ho partecipato a diversi bandi, sì. anche dello sport a suo tempo, ed erano scritti molto male. Adesso non dico chi probabilmente Sì, ci è beh. passato sopra, però a volte sono scritti male, forse, e anche qua lancio una provocazione, dico forse, No, per per carità. avvantaggiare qualcuno piuttosto che qualcun altro. Per carità. Speriamo Però di no. dico forse, io non lo Per so, carità. non lo saprò mai, quindi... Andiamo all'ultima domanda. All'estero, e questo è stato un po' anticipato dal nostro amico Alessandro Bizz, gli atleti paralimpici sono stipendiati, in alcuni casi, per competere a nome della nazione. Qui in Italia invece si fa ancora molta fatica. E ripartirei da Ruggero. Beh, non sono tanto d'accordo, per quanto riguarda il paralimpico. I paralimpici italiani di alto livello, intanto prendono, di alto livello parlo delle varie nazionali, delle varie discipline, hanno diciamo un piccolo stipendio, insomma, Per i quadrienni. dei vari club, insomma, hanno i 600, i 1000 euro mensili, parlo però delle atleti paralimpici a livello nazionale. E quando vanno alle Paralimpiadi, ecco, prendono anche dei bei soldini, perché ecco, un oro è 100.000 euro, 55 per l'argento, 35 per il bronzo. E tanti dicono, ma perché metà di una medaglia d'oro olimpico? Perché sappiamo che una medaglia d'oro olimpica è 180.000 e non 100.000. Ma dobbiamo anche dire che nella disabilità, nel paralimpico, esempio prendiamo una disciplina, i 100 metri stile libero oppure i 100 metri piani, ecco, parliamo di atletica, ecco, nell'olimpico c'è una medaglia d'oro. Nella paralimpico invece, nell'atletica sono circa una decina di categorie, nel nuoto addirittura 13, e se nei 50 metri stile libero partecipano 10 categorie, lo Stato spende 1 milione e non 100.000. Quindi a livello singolo sì, è vero, è meno, ma è anche vero che è anche più facile perché, ripeto, nelle Olimpiadi ce n'è una medaglia, nelle Paralimpiadi a causa non a causa, per merito, diciamo, perché bisogna farli gareggiare allo stesso livello, e quindi ci sono le categorie, e allora per questo motivo, insomma, automaticamente diciamo che è anche un po' più facile arrivare alla medaglia, anche se i sacrifici che fa una persona con disabilità ad allenarsi, arrivare a certi livelli, oggi molto alti peraltro, è davvero meritevole, e quindi se parliamo sotto questo aspetto i 100.000 sarebbero pochi, ma è anche vero che, come ho già detto, ecco, essendoci più categorie ci sono più medaglie. Io credo che il paralimpico, per quanto riguarda le Paralimpiadi, siano ben riconosciuti, insomma, i risultati. Giorgio? Ma qui, Matteo, è un altro mondo che si apre, perché lo sport, sono pochi gli sport, diciamo, professionistici dove si guadagna bene, no? Togliamo il calcio, che ormai è a limiti impensabili.
L'atletica leggera e tutti gli sport, praticamente quasi tutti gli sport olimpici, in Italia, come diceva anche Viz prima, chi fa atletica leggera a certi livelli la fa perché ci sono l'esercito, piuttosto che la polizia, piuttosto che la guardia di finanza, che assume questi ragazzi, prendono quanto prende un poliziotto in strada e si allena però e fa l'atleta. Quindi pensare poi ai parole, io non conoscevo questo lato dei Paralimpici e mi ha fatto piacere saperlo. Beh, Non conoscevo e adesso anche gli atleti Hanno le paralimpici forze armate. possono entrare Sì, esatto. nelle varie Sì, corpi. sì, nel Fiamme Oro ha fatto un bando anche da finito poco. è finita anche l'attività atletica, Non posso, io agonistica, possono rimanere Nelle corpo. sì, Quindi come gli olimpici, uguali. Sì, no, è ho una visto cosa proprio nelle Fiamme importante Oro di che recente. negli È altri una cosa stati, molto recente però. sì, Un paio d'anni. è 2 anni, sì, ma che negli altri stati non mi pare che sia così comunque. Quindi No, attualmente diceva Viz prima che comunque ecco, parlare di soldi anche in Europa, insomma, non è che ci siano situazioni molto migliori delle nostre, insomma, diceva lui prima. Adesso io questo fatto dei soldi non lo conosco, non è una... anche nel Paralimpico comunque lo Stato comunque dà, le federazioni e lo Stato dà dei contributi. Certo. Però anche atleti paralimpici sono sponsorizzati attualmente da alcuni anni, non succedeva certo 20 anni fa, ma negli ultimi anni, non so, Bebe Vio piuttosto che sì, hanno lo Zanardi sponsor e privato, altri certo. hanno dei sponsor, privati, insomma anche. Sì, sì. Quindi anche nel Paralimpico ci stiamo avvicinando agli atleti olimpici. Meglio Io così. di recente ho intervistato Laura Morato, ma ne ho intervistati parecchi di atleti paralimpici e lei raccontava appunto della difficoltà, che lei è molto brava e molto soprattutto propositiva, lei vuole sempre migliorare e cambiare anche sport nel tempo, ma ha grosse capacità perché è bravissima, ma la sua vera difficoltà è quella di trovare uno sponsor per comprarsi la carrozzina attrezzata, perché insomma voglio dire ha delle cifre che sono ben differenti rispetto a una normale carrozzina diciamo che usi quotidianamente. Questo è vero, sì. Effettivamente sono pochi, ecco, che riescono ad arrivare a sponsorizzazioni importanti. La Laura Morato, che è davvero una bella ragazza e brava ragazza, una bravissima atleta, ecco, ma ci vuole anche fortuna a volte incontrare, ecco, oppure anche la società che la aiuti, ecco, a trovare sostegni economici anche da privati. Non è cosa facile, riconosco. Daniele? Dicevo anche che una cosa che valutavo, che nel mondo diciamo paralimpico, cosa che invece che sia nel mondo olimpico, quando fanno le gare, tipo anche i meeting, ti vedo i 7 colli o altri eventi così, diciamo i premi sono anche in denaro, voglio dire, ok? E questo aiuta molto chi a vincere o anche... mentre nel mondo paralimpico attualmente non c'è ancora questa figura. Come diceva Ruggero, la federazione garantisce uno stipendio, diciamo più che altro alle medaglie olimpiche, oppure l'atleta che ha vinto un mondiale e quant'altro, tutti gli altri non. E gli stessi che hanno vinto, diciamo, un mondiale, che entrano nel mondo, che hanno vinto una medaglia, spesso per fortuna sono inseriti anche nelle forze armate, Guardia di Finanza, Fiamme Gialle. Questo è un aiuto rispetto a tanti anni fa, voglio dire, parlarne 10 anni fa di una roba del genere era impossibile, vuol dire, è anche vero che rispetto a 20 anni fa, io adesso vedo il nuoto, una volta facevi 2 allenamenti a settimana, facevi i campionati italiani, adesso sono nuoti tutti i giorni, il livello è salito proprio, abbiamo dei livelli veramente altissimi, bisogna per forza allenarsi un paio di volte al giorno e l'atleta deve fare proprio l'atleta. Voglio dire, non esiste, come fa gli altri, non può fare altro, voglio dire. Come succede negli olimpionici, l'età è quella scolastica, voglio dire, si arriva la media, tranne in certe categorie più basse, o nel nuoto oppure nell'atletica, che a 35 anni diciamo sei già vecchio, voglio dire, tranne qualche categoria tipo nei lanci e quant'altro, nell'atletica e quant'altro, che si riesce ad andare anche più su. Ecco, questo è quanto. Però voglio dire,
perlomeno qualcosa si è mosso nel tempo. Fabio? Allora, ringrazio Ruggero perché ha fornito dei dati che non conoscevo e che molti telespettatori non conoscevano, che sono E comunque apprezzeranno di anche... sicuro. Sì, sicuramente. La mia riflessione invece è all'inverso, che parte da tutto quello che è uscito un po' stasera, che anche Daniele. Daniele ha appena detto. Il tempo e l'impegno che ogni sportivo dedica allo sport, purtroppo oggi non è commisurato alla remunerazione. Pensiamo che ci sono certi atleti di altri sport che prendono cifre da capogiro, pensiamo al tennis, pensiamo... un altro mondo. È un altro mondo, ok, è un altro mondo, però sembrerebbe che non so, adesso non becco i primi due del mondo, ma il Mensik della situazione del tennis, ok, quindi un numero 8-10 della classifica, si impegni di più di uno che fa, che so, i 100 metri piuttosto che il nuoto, dove mi è appena confermato che si allenano ogni giorno, fanno ore e ore in vasca. Sì. Ecco, e prende un centesimo di quello che magari il Mensik del tennis magari guadagna nei campi. Questo per me è inconcepibile, cioè lo sport dovrebbe in qualche maniera, secondo me, avere anche una certa uguaglianza, e torno purtroppo a uno che dovrebbe avere anche i concetti dello sport, anche a livello poi di remunerazione, cioè non è possibile che debbo essere assunto dalle Fiamme Oro, Fiamme Gialle, garantirmi lo stipendio per poter fare sport. È inconcepibile, lo sport deve essere accessibile a tutti e deve premiare tutti. Sì, non mi viene da aggiungere altro, solo una riflessione, scusate, un po' così a voce alta, condivisa con voi, ma grazie a voi, e rimango un po' così scioccato quando vedo cifre astronomiche, ha detto anche prima Matteo, no, del calcio, ormai abbiamo superato soglie inenarrabili da un po' di anni, da un bel po' di anni, mentre invece chi si allena ogni giorno in vasche, in acqua, fa chilometri al giorno nell'acqua, e faccio 4 vasche, so copà, detta la veneta. Sì, Sì, c'è concordo una con te. sperequazione, c'è proprio. Su questi organismi, uno se vuole fare sport ad alto livello è più facilitato se entra in questi organismi, ecco, ministeriali, diciamo. Poi o trovi uno sponsor che hanno delle spese, tra l'altro sostengono delle spese, questi atleti, che sono inaudite, anche le spese, i trasporti, e muoviti, e compra le attrezzature, cioè non sempre è una squadra alle spalle che ti può foraggiare, ok? Certo. Poi non sempre è uno sponsor alle spalle, che la Bebe Bio abbiamo appena nominata, faccio un esempio, per carità meritatissima, nulla a togliere, però non tutti hanno la loro fortuna, occasione, opportunità di avere comunque un riconoscimento economico, diciamo, sponsor, ok? Certo. E poi tanti purtroppo sono costretti ad abbandonare, penso adesso, torno un attimo al tennis, che è anche uno sport che seguo e conosco molto bene, ci sono, diciamo, indietro in classifica delle promesse del tennis che potrebbero tranquillamente ambire ai primi 100, ma non arriveranno mai perché purtroppo non hanno le risorse economiche, ma hanno le capacità ma non hanno le risorse economiche, perché devono pagarsi i viaggi, devono pagarsi gli alberghi, devono pagarsi l'allenatore, insomma devono fare degli investimenti che non riescono nemmeno a iscriversi a determinati tornei perché certo. non hanno i soldi, che magari li vincerebbero, anche li Certo. permetterebbero di avere punti Certo. in classifica ATP. Adesso, scusate se faccio così un Sì, paragone. perché il ranking è, se tu partecipi ai tornei fai il certo, punteggio, certo, se no- se non partecipi ai tornei internazionali Sì, che abbiamo- il punteggio non lo fai. No, è certo, però non lo fai, cioè lo fai, però purtroppo se hai i soldi per poterti Certo. iscrivere, per poter poi arrivano i soldi, scheo fa scheo, si dice in Veneto, però purtroppo, vabbè. Ecco, siamo giunti al termine della nostra puntata. Io passo ai saluti finali e ringrazio i nostri ospiti. Partiamo da Fabio Casetto. Beh, ringrazio anch'io i nostri ospiti per questa straordinaria puntata, sono usciti degli spunti interessantissimi, grazie a Matteo per averla così condotta e organizzata, e una buona serata, e arrivederci a tutti. Ruggero Vilnai. Ringrazio anch'io Matteo che che ogni tanto ci invita, insomma, a parlare di questi argomenti e di parlare anche di sport, e quindi
c'è davvero bisogno di parlare. Speriamo che sì, stiamo migliorando, ma facendo questi incontri possiamo andare ancora più veloci per arrivare all'obiettivo. Daniele Zotti. Grazie Matteo di averci invitato, grazie di avermi fatto parlare di sport paralimpico, in particolare del calcio disabili, che mi preme molto, e ben venga queste nuove iniziative, spero che mi inviterai un'altra volta. Grazie. Giorgio Siorini. Grazie Matteo, grazie a tutti voi, grazie. Il nostro pubblico in studio. E io, nell'augurarvi una buona serata e una buona notte, vi ricordo che la prossima puntata è fissata per il 24 febbraio, sempre alle ore 21. Ancora una buona notte, grazie e arrivederci.